Cosa c'è, tesoro? No, papà, ancora quel sogno. È sempre lo stesso. Oh. Povera piccola. Non devi aver paura, sei qui con me, vedi? Devi stare tranquilla, è un sogno, un brutto sogno. No, non è un sogno. Le vedo sempre quelle fiamme. E poi quella voce che mi chiama è la mia mamma. Lo so che è la mia mamma. Perché soffre tanto? Che le hanno fatto? È una brutta storia e poi è successa tanti anni fa. È meglio non parlarne. No, invece io voglio sapere. Dimmi, ti prego. Forse hai ragione. È giusto che tu sappia. Ora sei quasi una donnina e certe cose le puoi capire. Era così bello quando mi chiamavi papà. Ma io ti chiamerò sempre papà. Cara, ma saprai che non è vero. Io non sono tuo padre. Eri un povero cosino tanto spaurito quando ti ho trovato quella notte. 8 anni fa, in Sicilia. Giravo le fiere come adesso, ma viaggiavo solo allora. Non avevo che il carrozzone e il cavallo. Una notte, a poche miglia da Bagheria, un chiarore strano attirò la mia attenzione. Su un'altura di una villa isolata qualche cosa bruciava. Non c'era da sbagliarsi. Anche il cavallo lo sentì. Allora corsi verso il cancello che non era molto lontano. Lo trovai spalancato. I ladri, pensai. Non sapevo cosa fare. Ma in quel momento vedo un uomo a cavallo che veniva giù come un dannato. Un miracolo se riuscì a scansarlo. Non avevo potuto nemmeno vederlo in faccia. Però, voltandomi, sento qualche cosa sotto il piede. Mi chino. Era un portasigari. C'erano 2 cifre e una corona. Doveva essergli caduto nella corsa. Non aver paura, piccina, ci sono io. Madonna santa. Dio mio. Disgraziata. Che potevo fare? Chi mi avrebbe creduto? Tutti avrebbero pensato che l'incendio l'avevo appiccato io dopo aver rubato. Un povero zingaro come me desta sempre sospetti. Avrei finito per scontare il delitto di un altro. Dell'uomo che scappava, vero? Già. Era lui l'assassino, senza dubbio. Ma il suo delitto resta ignoto a tutti, fuori che a me. E io? E adesso lo sai anche tu, ma sei una bambina. Cosa vuoi fare? Ha avuto il diavolo dalla sua, quel maledetto. Tutti hanno creduto in una disgrazia. Guarda. Leggi qua. Una terribile sciagura a Bagheria. La marchesa Evelina Paternò e la sua unica figlia, la piccola Irene, perite nell'incendio della loro villa. 1000 volte l'ho letto. Eravate soli quella sera alla villa. La tua povera mamma aveva raccolto tutta la sua fortuna proprio il giorno prima e licenziato i domestici. I domestici? E non potrebbero essere stati loro? Ma che? Erano già a Palermo, vedi, lo dice qua. La cameriera Caputo Carmela, il valletto Bossi Simone, già a Palermo, furono informati della disgrazia dall'autorità. No, loro non c'entrano. Tutti mi credono morta allora. Nessuno sa che mi ha portato via. Nessuno. Pochi giorni dopo Garibaldi sbarcava a Marsala. Chi vuoi che si occupasse di fare ricerche, indagini? Scappavano tutti. Io riuscii a imbarcarmi per il continente, perdendo tutto. Questo però l'ho conservato. È il solo indizio che abbiamo, ma è troppo poco. Ma io lo devo trovare, per la mia mamma. E tu mi aiuterai, vero che mi aiuterai? Certo, cara, certo. Marco, Satanella, sbrigatevi, a momenti tocca a voi.
benissimo, cara, ma ora copriti, sei tutta su. Scusate, potrei dirvi una parola? Prego, dica pure. Questa straordinaria bambina è vostra figlia. Ecco, veramente io... Sì, perché? Una ragazzina decisa, naturale del resto, un temperamento d'artista. E dove ha imparato a ballare? Mi ho insegnato io. Complimenti, potete esserne fiero. Io me ne intendo, sapete. Permettete? Cavalier Gemelli, impresario teatrale. Il ballo è la mia specialità. E posso dirvi che questa bambina diventerà una grande ballerina. Oddio, deve studiare, si capisce, dovrà perfezionarsi. Ma la stoffa c'è. E se volete me ne occuperò volentieri, tutto a spese mie, naturalmente. Penserò anche a voi, ben inteso. Ecco, vedete qui c'è il mio indirizzo. Quando verrete in città? Giovedì prossimo. Benissimo. Allora giovedì vi aspetto, guardate di non mancare. Faremo grandi cose insieme, Satanella. Satanella, bel nome. Lo vedo già sui manifesti a caratteri grandi così. Satanella, la grande ballerina, la regina della danza, l'attrazione mondiale. Ma andiamo, signor Marco, sia buono, un momento solo. Le dica almeno che ci sono io. Così sviene per l'emozione. Spiritoso. Abbiano un po' di pazienza, signori. Fra 2 minuti potranno entrare. Ora la signorina è occupata. Chi c'è con lei? Ci dica almeno il nome del fortunato. Sì, così domani gli mando i padrini. Per carità, signor tenente, non è il caso. Il cavalier Gemelli, il suo impresario. Parola d'onore, figliola mia, io non ti capisco più. Da 8 anni sono il tuo impresario ed è la prima volta che ti vedo ostinata così. Ma cos'è che ti trattiene a Milano? Non lo so neanch'io. Il Duomo, forse. È una meraviglia, sapete. L'avete mai guardato bene? Non scherzare, ti prego. Ma ti rendi conto cosa significa per una danzatrice una scrittura a Pietroburgo? Un patrimonio ti offrono e tu rifiuti così, per un capriccio. Oh, Gemelli, voi siete tanto caro. Ma stasera siete veramente noioso. Vi ho già detto di non insistere. Tanto io da Milano per ora non mi muovo. Ma è una pazzia. Va bene, sono pazza. E volete portare una povera pazza a ballare davanti allo zar? Vi manderebbero in Siberia. Annetta, per favore, fa entrare quei signori. È un'ora che aspettano, poveretti. Satanella, un momento. Io devo... Voi dovete andare a dormire. E io vi lascio andare perché siete tanto stanco. Buonanotte, caro. Andate. È roba da pazzi, tutte a me devono. Stavamo morendo. Mi ha ragione, vieni, Flavio. Non ne vuole sapere. Di che? Come di che? Di Pietroburgo. Ah, ma io me l'aspettavo. Bravo. E il motivo, se è lecito? Che volete che vi dica? So solo che ha comprato una villa. Una villa a Milano. Ah, ma allora ci mette le radici. Oh, Madonna Santa, io sono rovinato, sono rovinato. Me l'avete promesso. È una collezione unica, vero? C'è perfino il ventaglio della Dubarry. Senta, prima l'impresario, adesso lei. Ci siamo anche noi, sa? Scusi, onorevole, i suoi ventagli li vedrò un'altra volta. Mi vuole presentare il signore? Lo avrei fatto da un pezzo, ma il nemico difendeva la posizione con accanimento. Il conte Flavio Altieri. Ah, quello che salì a cavallo sul terrazzo del circolo. Precisamente il più bel cavaliere del Nizza. Non gli direte, esagera. Forse, ma solo quando parla di lei. Giusto, infatti le sue descrizioni di Satanella sono molto inferiori alla realtà. Oh, un madrigale del Settecento, non me l'aspettavo da un guerriero. Lei mi ha disarmato. Se lo sa il colonnello, stai fresco. Se fosse qui metterebbe anche lui la sciabola ai piedi della signorina. Oh. E allora noi vi togliamo l'incomodo, signorina, visto che... Come di già? Adesso siete veramente crudele. Buonanotte. Buonasera. Che ti dicevo? È incantevole. Non ho mai visto 2 occhi come i suoi. Temo che non me la perdoneranno. L'onorevole era furioso. Per lei sono disposto a battermi con l'intera Camera dei Deputati. Va a gran carriera il suo amico. Reduce da 3 mesi di Pinerolo, ha battuto tutti lassù. Darei la coppa che ho vinto per riuscire a saltare questo ostacolo. Potrebbe essere pericoloso, sa? Può darsi, ma il traguardo è così bello. Ehi, calmati, mi farai pentire di averti portato qui. Io invece te ne sarò grato per tutta la vita. Non le sembra un po' presto per un'affermazione così grave? A me sembra tardi invece. Si ricordi che c'è l'ostacolo, Altieri? Ma il mio cuore è già dall'altra parte, venga a riprendermelo. Avanti. Scusa, Satanella, ma c'è quel signore che aspettavi. Ah sì, un momento.
Cari amici, abbiate pazienza, ma devo ricevere una persona. Possiamo rivederci fra pochi minuti. Se si tratta soltanto di pochi minuti. Sì. Mi scusi per poco fa, mi sono comportato come un ragazzo. Le pare? Conosco dei ragazzi assai più educati, ma anche molto meno simpatici di lei. A fra poco, Altieri. Grazie. Favorisca. Grazie. Allora, novità? Tutto fatto, signorina. Abbiamo rintracciato le persone che la interessano. Davvero? L'agenzia La Volpe non fallisce mai. Prego, si accomodi. Grazie. Dunque, la nominata Carmela Caputo e il nominato Simone Bossi si trovano attualmente a Milano. Insieme? Sì, ma non legalmente coniugati. Convivono fuori di Porta Magenta. Non fanno più i domestici? No. La donna gestisce un chiosco di fiori in piazza Borromeo. L'uomo vive alle spalle di lei, ozioso, bevitore, manesco. Risulta anche che prima di stabilirsi a Milano sia stato... E sul portasigari hai saputo qualcosa? Niente. L'orefice Rovelli è morto 11 anni fa. Il negozio non esiste più, c'è una trattoria adesso. Ecco, qui c'è il rapporto con tutti i particolari sulla Caputo e sul Bossi. Mi sono permesso di unire anche la distinta delle spese e dei miei onorari. Giusto. Pensaci tu, Marco. Certo. Buonasera e grazie. Dovere, i miei rispetti, signorina. Ti dovresti vergognare. Mi vieni davanti solo quando hai bisogno di quattrini. Anche ieri ti ho dato i soldi per pagare i fiori e invece stamattina me li hanno portati ancora da pagare. Ma non bastavano? E allora rendimeli. Ma dovevo pur mangiare. Già, e bere, naturalmente sempre con i soldi miei. Quando un disgraziato non ha lavoro, la moglie deve pure aiutarlo, Ma no? che moglie, io non ti sono mai stata moglie, per fortuna. Boh. Giù le mani, sporcaccione. Cosa credi, che sia sempre la stessa scema? I tempi sono cambiati. Ora non sbarca mica più Garibaldi per salvare certa gente dai pasticci. Oh, buongiorno, signore. Cosa posso offrirle, signore? Vedete, la mia padrona ha bisogno di un addobbo a un pranzo. Sapreste a chi mi potrei rivolgere? Ma proprio a me, modestia a parte, gli addobbi sono la mia specialità. Sul serio? E altro che. Ho vissuto tanti anni nelle case dei signori. Perbacco. Le primarie famiglie di Milano vengono da me. Guardi che meraviglia. Scelga pure. Ma io non so esattamente che cosa voglia la signora. Converrebbe che veniste a parlare con lei. Ma certo, anche subito. Dove sta? Ecco, non è lontano. Ah, conosco, quartiere elegante. Allora posso stare tranquilla? Tranquillissimo, vedrà, fra mezz'ora al massimo sono dalla signora. Buongiorno, grazie. Hai finito di fare riverenze? Io so trattare col cliente per tua regola. Però non ha comprato niente. Ma mi ha dato il suo indirizzo. Ah, trovi ancora da fare allora. Se avessi voluto darmi da fare, non sarei qui a mantenere un avanzo di forca come te, stupido. Ma lasci fare, Ciura Carmela, il Simone scherzò. Lo so io come scherza quello lì. Grazie a Dio che adesso non ho tempo, devo andare. Starò fuori un'oretta. Mi dà un'occhiata al banco, signor? Ma che la si immagina con piacere, Se vuoi resto io. I nostri affari è meglio che ci riguardiamo da noi. Fa come ti pare. Se viene quello dei cesti, cosa gli dico? Ecco qua. E speriamo che tu non venda i cesti come hai fatto l'altra volta. Lei è un bel tipo, lei, Signor Simone, e riesce sempre a farcela. Questo mondo con un po' di diplomazia. Posso dare un'occhiata? Poi che lo faccia pure. Buongiorno. Come mai da queste parti, Conte? Sto provando la nuova pariglia. Agio cavalli magnifici, perfetti. Sono proprio contento di averla incontrata, caro Conte. Se lei permette, io vorrei dirle qualcosa a proposito di suo figlio. Chi è quel signore? Se non lei il padrone di Milano, poco ci manca. Milioni, caro lei. Ah sì? Ma come si chiama? Lei il conte Altieri? Altieri? Proprio. Lo conosce quel bel palazzo in via Palestro? Poi uno dei più bei palazzi di Milano, lei il suo. È proprio sicuro? Ma dico, e scherza? Sono 20 anni che ci porto i giornali la mattina. E ce ne sono pochi come lui. Nel 59, dopo la guerra, quando ci fu il crack della banca agricola, ci andò tutto all'aria. I Madisi tutto, zero assoluto. Un altro si sarebbe suicidato. E lui invece? Lui ha fatto miracoli. Si imbarcò per l'America e dopo 2 anni tornò a Milano pieno di soldi e rimise in piedi tutto come prima. Avrà scoperto una miniera d'oro. In America, ha detto? Dove precisamente il su no. Ma se l'è meritata la fortuna quello lì.
capito adesso perché ho scelto proprio questa villa? Indubbiamente il vestibolo si adatta a quello che lei vuol fare. Non le nascondo però che ci sarà molto lavoro. Lo so, ma bisogna farlo, e presto. Faremo il possibile. Non si potrebbe fare a meno di spostare la scala. Senta, architetto, non le dico che cosa ho dovuto fare per ottenere queste piante dal catasto di Palermo. Ora però lei ci si deve attenere in tutto e per tutto. Come vuole. Dicevo soltanto per le spese. Le costerà un occhio. Pazienza, ne ho 2. Signorina, è arrivata la fioraia. Ah, benissimo, mi scusi. Prego. Che donna strana. Vorrei almeno sapere il perché di questa trasformazione. Un capriccio, sa come sono gli artisti. Sì, mi rendo conto. Però sa quello che vuole. E come? Oh, per questo lo hai sì un cervello come quello della signorina. Appunto, si tratta di un pranzo. Niente di fastoso, ma ci tengo. È la prima volta che ricevo degli amici nella villa. Vorrei guarnire la tavola grande di là e questa, in un modo un po' originale, come si usa da noi. La signora non è milanese? No, sono meridionale. Ah, allora le piacciono i fiori? Sì, mi piacciono. Vorrei delle gaggie. Gaggie? Sì. Dei festoni di gaggie e gelsomini. Non credete che starebbero bene? Oh, benissimo. Ma a Milano le gaggie sono piuttosto rare. C'è la superstizione che chi pianta gaggie muore. E dalla Sicilia non ne vengono? Oh, pochissime. E poi là un'altra cosa. Ho vissuto tanti anni in Sicilia, in casa di certi principi. La saprò accontentare, vedrà. Qui sul camino ci vorrebbe forse un festone e un ciuffo di gelsomini qua. Le gaggie invece soltanto nel centro della tavola, qui e nella sala da pranzo. Così anche se sono poche bastano. Nostalgia dei suoi posti, vero signora? Anch'io ci penso sempre. Quanti ricordi, belli e brutti. Allora per giovedì sera ci posso contare? Sì. Mancano solo 2 giorni. Stia tranquilla signora, puntualità milanese. Ma che fa signora? Non c'è È per le bisogno. spese, voi vi siete disturbata. Grazie. Lei può fidarsi di me. E se quando vengo a portarle i fiori avesse bisogno di qualcos'altro, non faccia complimenti, approfitti pure. Grazie. Io so trattare con le personcine come lei. Lo vedo. Qualunque cosa, sa? Qualunque cosa. Chissà. Può darsi. Grazie. Ti chiedo scusa, cara, ma ho voluto provare la nuova pariglia. Ci siamo seduti adesso. Ti vedo contento. Vanno bene allora? Sì, Emilio è un po' duro di bocca, però lo metteremo a posto. E dov'è Flavio? Ha fatto un po' tardi ieri sera. È stato via tanto tempo. Gli amici lo cercano e stamani aveva un gran mal di testa. Sì, gliel'ha detto la mamma di stare un po' di più a letto. Servite pure. Poi salite da mio figlio e ditegli di passare nel mio studio. Lorenzo, prego. Guarda un po', Orazio. Ho preparato la lista degli invitati per sabato. Il barone Montelli? Chi l'ha fatto invitare? È il padre di un amico di Flavio. Non credevo che... Sai bene che è stato sul punto di essere espulso dal circolo. Sì, ma dopo tutto è stato chiarito. Chiarito o non chiarito è sempre una persona della quale si è potuto dubitare. E in casa mia non lo voglio. Ah, il senatore Tibaldi. Invitato speciale di mia figlia Lucia. Oh, papà, figurati. Sì, diciamo il padre per il figlio e viceversa. Del resto il ballo è in tuo onore. Non sarà certo al senatore Tibaldi e a suo figlio che chiuderemo la porta in faccia. Sai cosa mi hanno chiesto ieri sera al circolo? Se è vero che sabato, oltre al tuo ingresso in società, festeggeremo il tuo fidanzamento con Fernando Tibaldi. Come corrono le voci? Mi sembra un po' presto. Sì, può darsi. Però prima o poi bisognerà pensarci. Oh, papà, come sei caro. Lei è già di ritorno, Sciura Carmela? Pare. E Simone dov'è? Le è arrivato un momento all'angolo, proprio adesso. Carmeluccia! Sempre in giro, eh? Non mi sono mai mosso dalla piazza. Sì, crederti. È venuto qualcuno? Niente, il mondo peggiora, si vende più salame che fiori, l'umanità è in declino. Invece di dire tante asinerie, fa una corsa da Rocchetti e digli se per giovedì mattina può farmi avere 4 piante di gelsomino, 100 di camellie bianche e 200 di gardenie. Ah, e digli anche se... No, al resto ci penso io. Accidenti, ti sei messa in grande, un matrimonio? No, un funerale. E mi dispiace che non sia il tuo. Avanti. Volevi parlarmi, papà? Sì, vieni. Papà, scusami per la colazione. Mi sono sentito poco bene. Hai di che sentirti poco bene, infatti. Perché? Stamattina ho incontrato il tuo colonnello. Non è affatto contento di te. In una settimana che sei a Milano ti sei fatto vedere 2 volte sole. Ma vedi, papà... Lascialo andare, c'è dell'altro. Tu la sera giochi. Ieri sera non sono andato a giocare. Lo so, hai fatto di meglio. Teatro.
C'erano degli altri ufficiali con me. Ma loro sanno come si sta con certe donne. Non fanno mica il cascamorto come te. Non crederai mica che io, papà. Lascia andare. Li hanno visti tutti al Cova. Quando vai con una chanteuse, portala in un posto più riservato. Satanella non è una chanteuse. Ieri sera ha rifiutato una scrittura per il Teatro Imperiale di Pietroburgo. Spererà di trovare un merlo qui. Non vorrei che fossi proprio tu quel merlo. Papà, t'assicuro. Ma io sono contento che tu ti diverta. Piuttosto è il gioco che mi preoccupa. Non sei mica nei pasticci. Pasticci? Sì, insomma, debiti, cambiali, impegni. No, te lo giuro. Tanto meglio. E per qualunque cosa vieni sempre da me. Altrimenti è una catena, sai. Ci si lega a poco e si finisce da qualche strozzino tipo Schultz. Lo so, Antonelli ci è caduto e non si è rialzato più. Ecco, bravo. Pensa a lui quando stai per fare qualche sciocchezza. E ricordati che qui ci sono io. Grazie, papà. Ah, di un'altra cosa volevo pregarti. Dovresti stare un po' con la mamma adesso che Lucia entra in società. Io, legato come sono agli affari, non sempre potrò accompagnarle e non vorrei che vadano in giro sole. È passata tua madre con Lucia. Accidenti, ho fatto la frittata. Ma ti dico che era lui, mamma. Ma no, è di picchetto stamattina, povero ragazzo. Già, è sempre di picchetto quando deve uscire con noi. Con Lucia, guarda chi c'è. Buongiorno, senatore. Non speravo di incontrarla. Ora capisco perché mio figlio mi ha trascinato fin qui. Papà. Buongiorno, Fernando. Un po' di sole fa bene anche a lei, senatore. Tu invece non hai bisogno, eh? Perché, senatore? Tu il sole lo hai già negli occhi, cara. Dovresti imparare da tuo padre ad essere gentile. Ci tieni tanto ai complimenti? Ai tuoi sì. Buongiorno, mamma. Buongiorno, senatore. Non mi guardare così, mammina, sei troppo bella stamane. Non è vero, senatore? Io glielo dicevo quando tu ancora non eri nato. Senti, e papà non lo sapeva? Ma Flavio! Oh, mio fratello, finalmente. Ma non eri di picchetto stamattina? Sì, cioè avrei dovuto. Il colonnello lo ha fatto sostituire perché si sentiva poco bene. Poverino. Mal di testa, scommetto. È il suo punto debole. Sei cattiva, Lucia. Te ne accorgerai quando l'avrai sposata. Flavio, mi sembra di aver visto l'aiutante maggiore. Non volevi parlargli? Già, appunto. Sarà meglio andare. Mammina, senatore. Grazie. Lei ha ragione, onorevole, sono imperdonabile, però le giuro che verrò a vedere i suoi 20 anni. Quando? Oh, e quindi inseparabili. Insieme così non ci sono ingiustizie. Sì, ma la mia è la mano del cuore. Come? Non sai che Satanella ha il cuore a destra? Davvero? Potrei controllare il fenomeno? Vi accorgereste che non ne ho affatto. Poco male, vi offro il mio. Ma chi è quella bella signora che ride con Flavio? È il suo aiutante maggiore, ma Cosa dici, Lucia? Scherza, contessa, è una danzatrice celebre, una grande artista. la conosci tu? Di nome. La famosa Satanella. Ai miei tempi però le ballerine si andavano a salutare solamente in palcoscenico. Fernando vuole usarmi una cortesia. Preghi Flavio di raggiungerci, vorrei tornare a casa. Certo, contessa. Torna presto, però. La gioventù ha perduto ogni riservo. Oh, ecco il mio rivale, l'altro migliore amico di Flavio, Fernando Tibaldi. Anzi, il maestro Fernando Tibaldi. Maestro? Musicista allora? Amo la musica, ma la musica non vuole bene a me. Non ci credo, non ha l'aspetto dell'amante infelice. Il suo amore sarà certamente corrisposto. È un augurio o una profezia? So leggere un po' l'avvenire. Ho vissuto fra gli zingari. E cosa vedete qui? Vedo una nobile signora temere che suo figlio cada nei lacci di un'avventuriera. Mi sbaglio, maestro? Io vedo soltanto uno sventato che dimentica l'ora della colazione. Bravo, lei mi ha dato una lezione. Oh, solo di chiromanzia. Mi scusi, ma ora dobbiamo andare. Allora domani sera. Portate anche il vostro amico, se non ha paura, naturalmente. Paura? Ah, già dimenticavo, lei è musicista come Orfeo e come Orfeo non ha paura di scendere all'inferno. Allora, a domani sera. A domani. Un ragazzo pieno di talento. Un po' troppo colto, forse. Già, l'unico difetto che a voi manca del tutto. Pranzo eccellente e serata piacevole. Permette?
Capisco che io sono niente in mezzo a tante celebrità, però almeno una parola potevate dirmela. Ve ne dico due allora, caffè o liquore? Siete veramente cattiva stasera. Ma il mio caffè è buono, vedrete. Aggiungete dello zucchero e vi toglierà l'amarezza. Prego. Allora, Tibaldi, cosa ne dite del mio inferno? Benissimo, i dannati ci stanno magnificamente. Siete una donna incantevole. Domani tutte le porte di Milano si apriranno per voi. Bella roba, l'alta società. Chiedetelo a lui che ci bazzica. Il meno possibile. Tibaldi è uno dei nostri. Fra quella gente è un vero pesce fuor d'acqua. Peccato che non sia nato povero, a quest'ora sarebbe famoso. Davvero? Il conservatorio era il mio miglior allievo. C'è una fortuna in queste mani. Veramente non me ne sono mai accorto. Scommetto però che suoni sempre. Non può essere diversamente, guardate, sono le classiche mani di un pianista. Bene, il nostro scultore è anche chiromante. Davvero, sapete leggere nelle mani? In un certo senso sì, mi interessa molto, quasi sempre sono l'espressione del carattere. E della mia che ne dite? Molto bella, fine, slanciata, nervosa, c'è tutta Satanella. Sapete che mi piacerebbe farvi un ritratto? Interessante. La statua di Satanella. Ma no, un bel busto, non so, con le mani così. D'accordo, accetto. Parola? Parola? Se riesce bene, come spero, lo mando al Salon di Parigi. A quando la prima posa? Quando vorrete, maestro. Ma in cambio vorrei chiedervi un favore. Figuratevi di che si tratta. Vorrei che modellaste la mia mano destra così. Volentieri, ma non sarebbe meglio, per esempio... No, deve essere così. È un mio capriccio. Come volete. Dovreste pregare Tibaldi di suonarci qualcosa. Certo. Vorresti inaugurare la mia sala di musica. Ve ne sarei tanto, tanto grata. Ma c'è chi suona assai meglio di me. No, c'è soltanto il tuo vecchio maestro che vorrebbe sentirti suonare come una volta. Venite. Sentirete. Il tuo futuro cognato si esibisce. In pubblico? Miracolo. La sirena ha incantato anche lui. Amici, per favore. Interessarsi così ad un uomo. È tardi, cara. Non vai a coricarti. Sarai stanca? Sì, molto stanca. Oh, Marco, aiutami. Io devo compiere la mia missione, ma bisogna far presto. Mi sono accorta che non si può pensare soltanto alla vendetta. Ci deve essere qualcos'altro nella vita. Ci deve essere. Povera bambina. Il conte e la contessa Durini. Può
Buonasera, cara. Buonasera. Sei uno splendore. Sempre più bella, donna Carlotta. Grazie di essere venuta. Buonasera, Ma è buonasera. magnifico. È un regalo di Orazio. Il marchese e la marchesa Orsi. Lei vizia sua moglie, Altieri. Carlotta lo merita. Permesso. Oh, cara Ofelia. Dov'è, Lucia? Sono venuta proprio per lei. Deve essere un amore. È molto emozionata. Le passerà, le passerà. Cara. Buonasera. Il senatore Tibaldi. E suo figlio. È lui che conta stasera. Caro Tibaldi, Orazio vi aspettava. Buonasera. Come va? Grazie. Buonasera, Conte. Buonasera, figliolo. Permettete? Fernando, Lucia, cosa posso augurarti che tu non Lo abbia? sai. Amore mio, Dove sei stato ieri sera? lo sai benissimo, in casa di Satanella. Ah, ti metti a frequentare le ballerine. Perché? C'erano persone che tutta Milano si onora di ricevere. Piuttosto mai riservato il primo ballo stasera. Non te lo saresti meritato, però... Guarda, Sei tanto cara. dato che ti interessano le ballerine, spero di non deluderti. Permette, signor Conte. Cosa c'è? Scusate un momento. Ma vi pare questo il momento di venire a disturbarmi? Lo so, signor Conte, ma tanto insistito. Chi? Un uomo, il nome non me l'ha voluto dire. E con la casa piena di gente io dovrei ricevere un tale che non vuol dire il suo Io ho nome. provato a mandarlo via, ma dice che è un amico del signor Conte. Un mio amico? Sì, dice che il signor Conte lo ha conosciuto in Sicilia, a Bagheria. Cosa devo fare, signor Conte? Fatelo passare nel mio studio. cosa c'è, Orazio? Non ti senti bene? No, grazie, sto benissimo. Scusa, Carlotta, ma devo salire un momento nello studio. Sostituiscimi tu presso gli amici. Ma certo, caro. Buonasera, signor Conte. Lei cercava di me? Sì, signor Conte. Desidera? Non mi riconosce? Io sono Simone. Non mi ricordo di averla mai veduta. Nemmeno a Bagheria? Bagheria? Non conosco questo posto. Ci pensi bene. Senta, io non ho tempo da perdere. Mi dica cosa vuole. Ma lo sa che lei ha una gran bella casa. Chissà quanto personale ci vuole per tenerla in ordine. Qui c'è bisogno di uno che pensi a tutto. Un intendente, ecco. E questo intendente chi dovrebbe essere? Oh, signor Conte, perché me lo domanda? Sa che io sono una persona sicura. E in quanto a discrezione, una tomba. Uscite o vi faccio buttare fuori. Cerchi di essere calmo. Dopo 20 anni sempre lo stesso carattere. Impulsivo, violento. Proprio come allora. Ah no? Niente scherzi con me. Mi spiace, ma l'ho fatto per il suo bene. È un momento a partire un colpo. Poi viene la questura, il giudice istruttore, interrogano, domandano e il povero Simone è costretto a dire la verità. Perché vede, signor Conte, se lei ha una cattiva memoria, io non ho dimenticato niente. È tutto qui, chiaro, come se fosse stampato. Circa una ventina d'anni fa, nel 59 per essere precisi, capitò a Palermo un signore, il conte Ottavio Alcour. Le stesse sue iniziali, guardi combinazione. Io allora ero al servizio di una signora, la marchesa Evelina Paternò, una giovane vedova con un'unica figlia, Irene, un amore di bambina. Oh, era una bella donna, quello che più conta, ricca a milioni. Il conte Ottavio riuscì a farsi presentare a lei. Era un uomo pieno di fascino e sapeva piacere. Le disse di essere un esule politico, un cospiratore perseguitato dall'Austria. Era un sistema sicuro allora. E la mia padrona, una romantica poveretta, si interessò molto a lui e finì per innamorarsene. Sapete come succede? Ci furono le classiche passeggiate sentimentali al chiaro di luna, le lunghe galoppate di prammatica che portavano i due amanti in luoghi incantevoli e remoti, la grande passione, insomma. Per evitare chiacchiere, la marchesa lasciò Palermo e si andò a stabilire in una villa che aveva a Bagheria, un posto splendido, isolato, un vero nido nascosto. Lui l'andava a trovare, cercando di farsi vedere il meno possibile. Oh, era un gentiluomo perfetto. Ma cosa vuole? Per quanto si faccia, i domestici per forza devono essere al corrente. Così la cameriera e io, i soli che la marchesa avesse condotti con sé, sapevamo tutto.
Conte Ottavio adorava la signora Marchese, una cosa commovente, le assicuro. L'idillio filava d'incanto e aveva tutta l'aria di finire in nozze, quando un bel giorno la signora Marchesa ci licenzia tutti e due sui 2 piedi. Già pronti? La corriera passa fra mezz'ora, volevamo salutarla. E ringraziarla. E di che? Vi assicuro che mi dispiace separarmi da voi, ma non ho scelta. Domattina lasceremo la Sicilia. Il signor Conte ha deciso così. Il signor Conte fa bene a portarla via. A restare può essere pericoloso per lui che si occupa di politica. Si sposeranno sul continente? Sì, a Firenze o a Roma. In ogni modo, appena saremo sistemati, vi scriverò. Se sapesse che dispiacere per noi lasciarla qui sola. Così isolata, con tutti quei valori. Oh, non vi preoccupate. Stasera arriva il Conte, domattina partiamo. Cara Carmela, grazie e buona fortuna. Arrivederci, signora. Arrivederci, Simone. Vi farò avere le nostre notizie. Buon viaggio, signora. Poveretta, chi poteva pensare che non l'avrei più vista? Qualcuno l'ha vista però dopo di me. Andate via. Credo che sia meglio. Lei altro per la testa per ora. Vengo domattina, va bene? Quanto volete per non farvi più vedere? Signor Conte, io sono un pover'uomo, dei quattrini che me ne faccio. Finirei per andarmeli a bere e il vino io non lo reggo. Divento espansivo, chiacchiero, racconto anche a chi non dovrebbe sentire. Vigliacco. Sarebbe un'imprudenza per tutti e due. Invece qui me ne starò tranquillo. Lei mi avrà sempre sott'occhio e tutto andrà liscio come l'olio, quanto alle condizioni faccia lei. Mi contento di così poco io. Va bene, ma andate via adesso. Va bene, a domani, signor Conte. Ti ho sentito arrivare. Ottavio, che cos'hai? Sei gelato e tremi. No, nulla, ho solo un po' di stanchezza. Hai preparato tutto? Sì, vedi, ho preparato ogni cosa come hai detto tu. Stamattina mi hanno portato i gioielli. Non credevo che tutte le tenute, il castello e il palazzo di Palermo entrassero qua dentro. Belli, vero? Sì, ma chiudi adesso. Simone e Carmela sono andati? Sì, poveretti, mi è tanto spiaciuto mandarli via così. Non potevamo portarceli appresso. Spero che non avrai detto loro che venivo stasera. Perché? Gliel'hai detto sì o no? No, non ho detto niente. Ottavio, che cosa c'è? Hai delle noie con la polizia? La polizia? Ma cosa c'entra la polizia? So che si parla di guerra, so che ci sono stati dei tumulti a Palermo. Tanto meglio. Così non si occuperanno di noi. E Irene dov'è? È di sopra, dorme, poverina. Chissà che strapazzo sarà per lei questo viaggio. Oh, a proposito, qui ci sono tutti i documenti. Sarà meglio che li tenga tu, perché io in questi giorni ho la testa per aria. Ottavio! Che fai? No! Sei un parassito! Lasciami! No! Irene! Assassino! Aiuto! Irene! Assassino! Ho proprio voglia di musica, vai, vai. Andiamo, non se la prenda così, signora Carmela, non gli è successo niente. Oh, per questo. Vorrei solo sapere dove si sarà cacciato. In questura, domandato. Sarebbero venuti loro dopo 10 giorni. No, quella ha trovato un'altra disgraziata da sfruttare. Oimbo,
questo è il modo di trattare i clienti di riguardo? Poi dico, farabutto. Dei fiori bellissimi. Dove sei stato fino adesso? Parla con me? Sì, parlo con te, con te. Chi è che ti ha ripulito così, cialtrone? Temo inganniate sul mio conto, buona donna, permettete? Le gardenie sono la mia passione. Ce le do io le gardenie. No, signora Carmela, lasci andare. Vedete? Il resto è per voi, bellezza. Brutta canaglia. A me che l'ho sfamato per 20 anni. Ah, ma gli faccio vedere io. Gli faccio vedere io. Di, senti. Lo vedi questo? Sì. È tuo se mi sai dire dove va quello là. Sei capace? Che ci vuole? No, quando torni, va. Ecco, abita in questo palazzo. Ma ne sei proprio sicuro? Certo, l'ho visto che parlava col portiere. Sa, ho trovato per caso queste gaggie ed ho pensato che le facessero piacere. Infatti, vi ringrazio. Anche la mia povera signora piacevano tanto. La marchesa Paternò, vero? Già, ma io forse l'annoio a parlare sempre di lei. Ma proprio stasera, venendo qui, indovini un po' chi ho incontrato. Non so chi. Il fidanzato della povera marchesa Evelina. No. Ma sì, le dico. È un po' cambiato, ma io l'ho riconosciuto subito. Siete proprio sicura che fosse lui? Sicurissima, si immagini. Per quanto c'è una cosa strana. Vede, come già le ho detto, sapevo che si chiamava Alcour, Ottavio Alcour. E invece adesso tutti lo conoscono come Conte Altieri. Curioso, vero? Già, curioso. Come avete detto che si chiama? Altieri, Conte Altieri, un gran signore, milioni a palate, vedesse che palazzo. Ma io le faccio perdere tempo con le mie chiacchiere. Altri ordini, signorina? No, grazie. Buonasera. Satanella, aspettano te. Buonasera. Buonasera. Per favore, va alla barcaccia degli ufficiali e di al tenente Altieri che ho ricevuto i fiori e che questa sera cenerò con lui. Marco, l'ho trovato. È suo padre. Signor Conte, che sorpresa. Salve, Schultz. Si accomodi, prego. Non l'aspettavo così presto. In che cosa posso... Come l'altra volta. Signor Conte, possibile. In una settimana. Ma le occorrono proprio. Assolutamente, Schultz. È un guaio. Non mi dica che non può. È proprio così. E poi il suo scoperto ha raggiunto una cifra troppo forte, direi. Non si fida di me. No, non è questo, signor Conte, per carità. Ma anche le mie possibilità hanno un limite. Senta, Schultz. La prego, veda un po'. Ancora per questa volta. Si immagini se non lo farei, ma non posso. Deve credermi. Guardi qui. Guardi, e questo è solamente l'ultimo mese. Vedesse il resto, ce n'è un mucchio così. Lo so, ma pagherò tutto, può star certo. Perché ne dubita, signor Conte, con un nome come il suo? Signor Schultz? Che c'è? Signor Schultz, può venire di là un momento? Se non faccio tutto io, lei mi scusa, vero? Faccia subito.
perdoni, signor Conte, ma sa come sono gli impiegati? Davanti alla prima sciocchezza si perdono. Non le è mica dispiaciuto mi creda. Non importa, vedrò di arrangiarmi. Grazie, Schultz. Mi venga a trovare la prossima settimana. Farò in modo di favorire... Va bene, arrivederci. I miei ossequi, signor Conte. Lysander. Comandi? Puoi scendere. Subito. Allora? 3 pacchetti erano qua. Hai visto bene? Ne sei proprio sicuro? Altro che. Allora puoi firmare questa dichiarazione. E lei se l'aspettava? E aspetto sempre tutto. Comanda altro? No, vai pure. E acqua in bocca, eh? Tutto fatto. È incredibile. Legga. Io non ci credevo, lo confesso. Semplice, un debito d'onore. Gli restava solo un'ora per pagarlo. Lei è un diavolo. Oh, scusi, ma... Gli accordi erano questi. Quanto? 30.000. Le avrà in serata. Signorina, non vorrà fare uno scandalo. Io ho già troppi nemici. Caro Schultz, i veri filantropi non sono mai apprezzati. È socio del circolo Whist, lei? Volevo fare la domanda, ma occorre una presentazione autorevole e non so... E quella del conte Altieri le basterebbe? Ma lei scherza? È l'uomo più rigido del mondo. Si è opposto all'ammissione di fior di gente. Vedrà che su lei non troverà niente a ridire. Anzi, sarà lui stesso a proporla. Mi scusi, signorina, ma perché fa tutto questo? Lei mi è simpatico e voglio aiutarla. Oh, non abbia paura, non le chiederò alcun compenso. Farò di più. Non interverrò nemmeno al suo matrimonio. Matrimonio? Io? È naturale, no? Lei è scapolo e per entrare in società è meglio sempre passare dalla porta d'onore. Deve sposarsi, caro Schultz. E chi vuole che mi prenda? Perché? Lei è ricchissimo, un ottimo partito. Conosce la piccola Altieri? La contessina Lucia. Lei mi sta prendendo in giro. Parlo seriamente. Ma ha 18 anni, è un fiore. Anche i fiori si possono comprare. Ma è fidanzata. Oh, un fidanzamento può anche andare all'aria. Non vorrà farmi credere che il conte Orazio è nei pasticci? Non dico di più di quello che ho detto. Mi sono sbagliata finora? Sbagliata? Non so come abbia fatto, ha previsto tutto? E allora mi lasci fare. Questo è un palco per il veglione di giovedì. Si faccia più bello che può e non manchi, mi raccomando. Non affacciarti, Lucia, non sta bene. Se non posso neanche guardare, non valeva nemmeno la pena di venire. Contessa, il carnevale per i giovani. Tuo padre è un vero tesoro. Finirai per farmi ingelosire di lui. Peccato che Flavio non sia con noi. Già. Aveva un pranzo stasera, ma forse più tardi verrà. Tuo padre ti ha visto, credo stia venendo qui. E come faccio? Aspetta, aggiungo tutto io. Adesso? Avanti. Oh, Conte, che bella sorpresa. Buonasera, Bentivoglio. Mi spiace, ma credo di essermi sbagliato. Volete presentarmi il signore? Oh, scusate, Satanella, credevo il conte Altieri. Lei cercava qualcuno, forse? Sì, mio figlio. Flavio, non è ancora venuto, ma verrà di certo, se vuole attenderlo. Perché no? Mi dispiace, ma io devo andare. Bene, ci vedremo più tardi.
Grazie. Immagino l'argomento che lei intende trattare. Qualcosa come il secondo atto della Traviata, vero? Vedo che lei ha molto spirito. Però l'avverto che non ho niente in comune con l'infelice Violetta. Né il mal sottile né la sublime abnegazione. Il disinteresse, allora. Quando un uomo come lei diventa scortese è segno che è molto agitato. Mi scusi. Suo figlio le somiglia molto, Conte. Anche lui, quando vuole una cosa, non bada ai mezzi pur d'ottenerla. Si spieghi meglio, la prego. Oh, non mi fraintenda. Flavio non si è macchiato di un delitto, ma credo che abbia commesso una leggerezza. Anzi, qualcosa di più. Non è possibile, lei mente. Si controlli, Conte, la prego, possono sentirci. Sì, ha ragione, mi scusi. Ma parli chiaramente, sono disposto a far fronte a qualsiasi cosa. Capisco, ma il guaio è che io non sono la sola a sapere del furto. Furto? E Flavio avrebbe... No, non è possibile. Purtroppo è così. Flavio ha preso del denaro, molto denaro, dalla cassaforte di Leopoldo Schultz. Mio figlio è in mano di quel miserabile. Povero ragazzo, è rovinato. Oh, forse no. Il signor Schultz è molto diverso da quello che si crede e non vuole assolutamente fare uno scandalo. Ha molta stima per lei e molta ammirazione per la sua famiglia. E in fondo non è che un idealista, un romantico. È più sensibile di quanto sembri ad un gesto di amicizia, a un sentimento, diciamo così, di amore. Oh, signor Conte, lei, che onore. Caro Schultz, ho visto che lei è solo. Perché non viene nel nostro palco? Ma, signor Conte, lei mi confonde. Io non so se devo... Ma certo, è un piacere per noi. Venga, venga. Che onore. Andiamo, signor Conte, un uomo come lei, ridursi in questo stato. Animo ci vuole, se no è finita. È finita. Ma che io non la riconosco più. Queste sono stupidaggini rispetto a quelle che ha passato lei. Se ci penso, francamente l'ammiro. Tutto ha saputo calcolare, persino lo sbarco di Garibaldi. E adesso per una ragazzata del signorino, eccolo lì, uno straccio. Ma non sa che se cede, se tentenna, le saranno tutti addosso. E quando succede uno scandalo non si sa dove si va a finire. Viene fuori tutto il passato. Dia retta a me, muso duro e se ne infischi, davanti ai milioni, i suoi e quelli dello Schultz messi insieme, tutti abbasseranno la testa. E quella donna? Satanella! Non mi faccia ridere. Quella a cose fatte ci pensa lo Schultz a levargliela dai piedi, glielo dico io. Orazio, vorrei parlarti. Di pure, cara. Da solo. Simone, vuoi andare, per favore? Se me lo ordina lei, signor Conte. E tu sopporti questo? Sì, hai ragione, ha un caratteraccio. Ma in fondo è un brav'uomo e poi mi è molto utile. Ma non ti accorgi che è diventato lui il padrone? Ti prego, Carlotta, se gli ho affidato questo posto è perché così doveva essere. Orazio, da qualche tempo tu sei cambiato. Cosa è successo? Dimmi. Lo sai che per te e con te ho il coraggio di affrontare tutto. Ma cosa dici, Carlotta? In questi ultimi tempi ho avuto qualche preoccupazione, ma niente di grave, credimi. No, Orazio. Tu soffri come me, e più di me. Ti assicuro, Carlotta... È molto che non ci parliamo più apertamente da soli. Ma ora dobbiamo farlo, prima che sia troppo tardi. Troppo tardi? Sì. Finora nessuno aveva trovato da dire su di noi, ma ora invece siamo sulla bocca di tutti. Mi meraviglio che tu raccolga dei pettegolezzi. Non sono pettegolezzi, purtroppo. Lo Schultz è stato presentato al circolo da te. Sei stato tu che lo hai imposto in società, facendoti vedere dappertutto con lui. Dovevo farlo, capisci? Dovevo farlo. Per salvare Flavio. L'avevo immaginato. Ma se un ragazzo commette delle sciocchezze, gli si pagano i debiti. Non si promette la propria figlia ad uno strozzino. Questo si arriva a dire, capisci? Questo. E se sarà necessario si farà. Non devo spiegazioni a nessuno io. Se deciderò così sarà così per tutti, a cominciare da te, ricorda. Anche tu. Tutti qui, tutti contro di me. Ma cosa volete ancora? Andate via!
Andate via! Lasciatemi solo, avete capito? Lasciatemi solo! Oh mio Orazio! Papà! Orazio! Papà! Papà! No, papà! Papà caro! Lasci fare a me, lei porti via la signorina, può farle impressione. Vada, non è niente. Mi ci sono già trovato. È meglio lasciarlo solo. È il fuoco. Bisogna bruciare tutto. Sta zitto, disgraziato. Vuoi proprio finire in galera? Ma no, Lucia, vedrai. Papà è tormentato per Flavio. Gli parlerò io. Chiariremo tutto, vedrai. Oh no, mamma, non dire niente. Non voglio più vedere papà così. Deve soffrire tanto. Farò tutto quello che vorrà. Tutto. Ma perché vuoi far questo, Lucia? Credi, Fernando? È meglio così. La nostra è stata un'illusione. Non è vero. Tu non pensi quello che dici. Io ti amo e ti amerò sempre. E anche tu. Guardami, fai questo per tuo fratello. No, ti giuro. Flavio non c'entra. Qual è il motivo allora? Io ho il diritto di sapere perché tu rinunci. A chi sacrifichi la nostra felicità, il nostro amore. Tutto quello che c'era di più bello al mondo per noi. Oh, Fernando, ti supplico. Lucia, ascolta. Non dirmi nulla, lo so che non potrai mai perdonarmi. Ma che dici, Lucia? Tu non sai cosa sei per me. Oh no, questo no, Lucia. Ma non è per rendertelo, sai? È perché tu lo conservi. Oh, Fernando, lasciami andare o non avrò la forza. Lucia. Signor Simone, scusi, c'è una donna che chiede di lei. Una donna che vuole? Ma non so, dice che è urgente. Vabbè. Cosa fai qui? Che vuoi? Vuoi rovinarmi? Fila subito, capisci? E non mettere più piedi qua dentro. Hai fatto carriera, però sei sempre il solito villanzone. Ma se sapessi quello che so io, ti verrebbero i sudori freddi. Davvero? Proprio così. Dì un po'. Tu la conosci, Satanella? No. So che è l'amica del Contino, perché? Si serve da me per i fiori. Lo sai che cosa le devo portare tutti i giorni che Dio mette in terra? No. Un mazzo di gaggie. Cosa? Sì, ti dico. E questo non sarebbe niente, ma sentissi le domande che mi fa. E come ha saputo che tu? Questo non lo so. Appena ho capito dove mirava, ho voluto vederci chiaro. Non fa che parlarmi della povera marchesa, com'era la villa, e i mobili, e le porte. Mi ha chiesto persino di che colore erano le tende. Ma cosa cerca? Quello che vorrei sapere anch'io. Ti confesso che ho paura. Stamattina a momenti mi veniva una sincope. Che è successo? Ero andata là, come al solito. Lei non c'era e il signor Marco nemmeno. Stavo mettendo a posto i fiori nel salone. Nella camera vicina gli operai lavoravano da un pezzo. Ma Satanella non ci faceva mai entrare nessuno. Ero sola. Sai come succede? Mi è venuta la tentazione di guardare. Sono andata alla porta. Ho aperto. Oh, Madonna Santa. Se ci ripenso io tremo ancora. Benissimo. Però la notizia non è ancora ufficiale. Naturalmente è ancora riservata, ma ho pensato che a lei avrebbe fatto piacere saperla subito. Altro che, e vi ringrazio. Ma il giovanotto come l'ha presa? Oddio, cosa vuole? C'è rimasto male. Sa, vedersi mettere l'anello in mano e buonanotte. Figuriamoci il senatore, lui che ci teneva tanto a questo matrimonio. Credo, un partito come quello della contessina Lucia. Lei è un uomo fortunato, signor Schultz. Ora il signor Conte la porta in palma di mano. Ah, sì? Lei tra poco sarà il padrone di Milano, glielo dico io. A meno che... A meno che? Senta, signor Schultz, tra noi possiamo parlare chiaro. Se l'hai mai chiesto lei perché Satanella fa tutto quello che fa? Io francamente non ci vedo chiaro. Per sposare quella loco del Contino, se avesse voluto c'era riuscita da un pezzo. E allora? Satanella, parlando con lei, non ha mai accennato al Conte, al passato, storie vecchie? Mai. Perché voi credete che prima del figlio anche il padre... Nemmeno per idea. Ho paura invece che ci sia di peggio. Un ricatto. Pressa poco. Pensi se domani scoppia uno scandalo, ma dico uno di quegli scandali che ti spazzano una famiglia? Lei
Come si trova? Ci mancherebbe altro. Avrei fatto un bel affare. Vedo che mi ha capito. Dobbiamo impedire che Satanella ci rompa le uova nel paniere. Il matrimonio si deve fare comunque al più presto. Fino a quel giorno in casa del conte quella sgualdrina il piede non ce lo metterà. Glielo assicuro io. Bravo. Ecco, dopo ci penserà lei e affare suo. Per questo noi dobbiamo andare d'accordo. Siete molto affezionato al vostro padrone. Lo conosco da 20 anni, con me è molto generoso. Oh, anche di me non vi dovrete lamentare. Tenete gli occhi aperti e a cose fatte vi ricompenserò come meritate. Lei è molto buono, signor Schultz, però i casi della vita sono tanti, non si sa mai. Le spiacerebbe mettere giù 2 righette? Ah, siete un uomo pratico voi. Non avete mica torto, dopo tutto. Fidarsi è bene, ma fino a un certo punto, vero? Dunque diciamo, io sottoscritto Leopoldo Schultz mi impegno, non appena venuto il mio matrimonio con la contessina Lucia Altieri. Gli altri lasciali stare, porto via solo questi. Su, su, Giustino, non fare quella faccia. Oh, signor Fernando, a vederlo andare via e proprio io devo aiutarla. Vorresti piantarmi in asso. E come faccio da solo? Lei scherza, ma io so che cosa ha dentro e anche il signor senatore è stato un brutto colpo anche per lui. Povero papà. È proprio deciso? Decisissimo, se arresto impazzisco. Non ci sono per nessuno, eh? Neanche per il conte Flavio? Per lui sì. Ma no, È necessario che lo veda. Satanella, va pure, Giustino. Ha fatto del suo meglio. Non pensavo mai che sareste venuta. Scusate il disordine. Flavio mi ha detto che partiva. Ah, è con voi? No, non sa che sono venuta. Volevo vedervi da solo. Ieri c'è stato l'annuncio ufficiale del matrimonio di Lucia Altieri. È una cosa infame, lo so. È tanto più infame per me che l'ho voluta. Voi? Ah sì, che sapesse che tortura. Ma perché l'avete fatto? Ho dedicato tutta la mia vita a una missione. Era un voto sacro per me. Ho costruito pezzo per pezzo un congegno terribile che doveva schiacciare una persona. Ma ora ha travolto anche voi e io non posso fermarlo, capite? Ho il mio sangue darei per non vedervi soffrire, per non vedervi andar via così disperato, odiandomi, per il male che vi ho fatto. Ma non lo avete fatto solo a me. Gli altri per me non contano. È giusto che paghino. Anche se sono innocenti. Qualcun altro era innocente e non ha trovato pietà. Povera Satanella. Oh, lo vedete? Appena ci penso non mi domino più. È come un veleno, non riuscirò mai a liberarmi, mai. Per me non c'è nulla all'infuori di tutto il male che ho fatto e che dovrò ancora fare fino alla fine. Perché non partite? Sola, sempre sola. Oh, Fernando, ti supplico, portami via, portami via. Non ti chiederò mai nulla, sarò la tua schiava se vorrai. Solo questo può ancora salvarmi, può salvare gli altri. Vi prego, Satanella. Calmatevi. Ah, benissimo. Vedo che ho scelto male il momento per venire a salutare il mio migliore amico. Non dire sciocchezze. Parlo come mi pare. Flavio, vi sbagliate, Fernando non Ti sapeva. fai difendere dalle donne? Da certe donne per di più. Smettila! Sei in casa mia e non tollero questo tono. Vi prego di scusarmi, Satanella. Giustino, sono veramente desolato di quanto è successo. Accompagna la signora. Addio, Fernando. Mi dispiace. Commiato commovente. Sei soltanto uno sciocco. È la seconda volta che me lo dici. Come offeso spetta a me mandarti i padrini. Ma Flavio, scherzerai, spero. Cosa hai paura? Sei anche un vigliacco. Se è questo che cerchi, sono a tua disposizione. Ma ora vattene, e subito anche. Anche i Durini non vengono. Vanno in villa proprio domani, come gli altri. Me l'aspettavo. La società milanese vuole umiliarmi. Glielo farò vedere io chi sono. Voglio che tutto sia fatto con un lusso senza precedenti. E poi ci ritroveremo in borsa. Glielo farò pagare caro questo affronto. Dovranno mordersi le mani. E tu non dici niente, trovi che ho torto? Avrei preferito che ci stimassero, come una volta. Io me ne infischio della loro stima. D'ora in poi dovranno avere paura di me. Dove vai adesso? Flavio non è ancora rientrato. Sono un po' preoccupata.
Ciascuno di loro farà 10 passi, poi spareranno. Prima l'offeso, poi lei, come è stato stabilito. A posto, signori. Pronti? Via! Fernando! Non sembrava che l'avessi colpito. Fernando, guardami. Dottore, presto. Io mi domando se sei impazzito. Batterti alla vigilia delle nozze di tua sorella con il suo ex fidanzato. Ma ti rendi conto di quello che significa? Dare in pasto Lucia a tutta la maldicenza di Milano. Come se già non bastasse quello che si dice su di noi. Ma sai che se l'ammazzavi ci avresti rimesso le spalline? Appunto di questo volevo parlarti, papà. Di che? Stasera scrivo al colonnello. Ho deciso di dare le dimissioni. Vuoi lasciare la carriera? Sì, papà. Lucia e tutti voi vi siete sacrificati per me. So di non essere più degno di portare la divisa. Bravo. Così il dolore di tua madre, l'umiliazione di tuo padre, la generosità di quella povera creatura di tua sorella, tutto sarà inutile. Non avremo neanche il conforto di sapere che tutta questa vergogna che sopportiamo senza fiatare ha potuto salvare almeno te. Ma tu non dovevi permettere. Senti, Flavio, ogni uomo nella sua vita può aver commesso degli errori, delle infamie e perfino dei delitti. Infiniti possono essere i motivi che lo hanno spinto, ma non creda di sfuggire al castigo. Qualcuno è stato sul punto di esserne certo. Non è possibile. La punizione è nel suo cuore, nella sua anima. Ma cosa dici, papà? No, non è il tuo caso questo. Tu hai fatto una pazzia e noi abbiamo pagato tutti perché tu potessi continuare a portare il nostro nome a testa alta. Ma ora devi essere forte. Devi stringere i denti e andare avanti. Tua madre, tua sorella ed io chiediamo solo questo in cambio di quanto abbiamo fatto. Hai ragione, papà. Ti giuro che me ne ricorderò sempre. Ne sono certo. E ora va, figliolo, fra poco cominceranno ad arrivare gli invitati. E sta vicino a tua madre, non le resti che tu, povera donna. Oh, scusi, no? Signor Conte, hanno portato questo. Potevi metterlo con gli altri, sarà un regalo. Non credo, è per lei, da parte della signorina Satanella. A me? E come ha osato? Qualche noia? Gesù, quello che le aveva regalato la povera marchesa. Chiamami una carrozza. Signor Conte, cosa vuole fare? Serve una pazzia. Fa quello che ho detto subito. Ma manca un'ora alla cerimonia. Sarò di ritorno in tempo, fa presto. Ma insomma, tu l'hai visto? No, ma ho parlato con il dottore. Marco, tu mi nascondi qualcosa? Ti assicuro di no, il dottore era tranquillo. Oh, i medici sono sempre tranquilli loro. Io la vado a vedere. Satanella, stiamo aspettando quella persona. Non verrà, vedrai. Verrà di sicuro, invece, pensa. Tutta la vita hai aspettato questo momento. Lo so, ma devo andare. Esiste solo lui per me adesso. Dio mi perdoni. Vengo con te. No, resta, e se quello viene, fallo aspettare. Tornerò subito. No, ho lasciato la carrozza alla porta piccola. È lui. Fallo aspettare. Sono il conte Altieri, vorrei vedere la signorina. Abbia la bontà di attendere un istante, la signorina verrà subito. Ma io vi ho già visto. Può darsi, signor Conte, ho girato molto. Permesso.
Stamattina mi hanno portato i gioielli. Non credevo che tutte le tenute, il castello, il palazzo di Palermo entrassero in questo scrigno. Guarda, guarda come sono belli. Oh, la ferita è nulla. Vorrei fosse stata mortale. Forse adesso avrei la pace e non vedrei quell'orologio. Guardate, tra 20 minuti, in casa Altieri, Lucia si inginocchierà davanti all'altare. La vedo tutta vestita di bianco e tanti fiori intorno, ma accanto a lei, al mio posto, c'è un altro. Un altro. Oh, non parlate così, Fernando, vi supplico. Perché? Sono calmo, vedete? Tanto calmo. Tra poco tutto sarà finito. Io non soffrirò più. Sarò lontano. Ho un viaggio lungo, molto più lungo di quello che volevo fare. Poi attenderò Lucia per tanto tempo. Forse. Ma quando mi raggiungerà sarà con me per sempre. Ma voi delirate. No, sono soltanto stanco. Vi ringrazio, Satanella, di essere venuta. Ma ora vi prego, lasciatemi solo. Devo partire fra poco. Vi sta salendo la febbre. Aspettate. Sentite, Fernando, forse non è ancora tutto perduto. Io ho voluto questo, ma sono ancora in tempo ad impedirlo. Andrò io a casa Altieri. Che farete? Non lo so ancora, ma salverò Lucia, ve lo giuro. Aspettatemi. Giustino, non lasciatelo solo nemmeno un minuto. Avete capito? Sì, signorina. Ma insomma, che succede? Viene o non viene il conte? Mi domando se è il modo di farsi aspettare. Abbia ancora un po' di pazienza, signor Schultz. Non può tardare, è così preciso. E allora? Il signor Conte è rientrato, signora Contessa, è nel suo studio adesso. Ma lo avete avvertito che non aspettiamo che lui... Sì, signora Contessa, ma mi ha detto che aveva da fare di non disturbarlo per nessun motivo. Va bene. Io non capisco. Vuoi che salga io? No, Flavio, noi dobbiamo rimanere qui. Come vuoi. Simone? Comandi, signora Contessa. Per favore, Simone, andate su da mio marito, sono preoccupata. Ma certo, vado subito. A Sua Eccellenza il procuratore del Re. Imbecille. Certe cose le sanno meglio di me. In questa casa non dovrebbero succedere. In questa casa, prima che venisse lei, certe cose non erano mai successe. Ho parlato con il signor Conte, si sente poco bene, sa uno dei soliti attacchi. Oh, niente di grave. Mi ha incaricato di dirle di fare senza di lui. Non vuole che la cerimonia ritardi per nessun motivo. Poteva dirlo prima, mi pare. Farai tu le veci di tuo padre. Sali a prendere Lucia. Signori, mio marito si scusa. Un'indisposizione improvvisa. Ma la cerimonia avrà luogo lo stesso. Aspetti un momento, non può entrare.
Scusi, signor Fernando, ma Satanella dov'è? Come vedete non è qui. Devo vederla subito. Lei sa da dove è andata? In casa Altieri, ma deve tornare, la sto aspettando. In casa Altieri? Quella vuol fare una pazzia. Avrei voluto trattenerla, ma come posso? Bisogna raggiungerla, fermarla. È molto che uscita. Saranno... Ma chi ha toccato qui dentro? Io no, signorino. Marco, vengo con voi. Giustino, dammi una giacca. Per carità, il medico si è raccomandato. Non mi cercare, sbrigati. Dobbiamo far presto. Vorrei parlare con il conte Altieri. Dolente, signore, è impossibile. Il signor Conte non riceve nessuno. Con la contessa? La signora Contessa è occupata. Abbia la cortesia di venire domani. Lasciate passare la signorina, Lorenzo. La conosco io. Abbia la bontà di accomodarsi, signorina. Devo vedere subito il signor Conte. È cosa della massima urgenza. Temo che dovrà attendere un poco. La cerimonia è già iniziata. Già iniziata? Ma allora devo andare subito. Momento. Non si può turbare il rito, che diamine. Voi siete Simone, vero? Sì, signora, per servirla. Lasciatemi uscire, canaglia, o guai a voi. No, mi spiace sentirla parlare così, ma lei di qui non esce. Togliti di mezzo o ti ammazzo. Per carità, signorina, metta giù quell'arma. Io sono un poveretto, non faccio che eseguire degli ordini. Non c'entro per niente, glielo assicuro. Apri la porta e fammi uscire. Leopoldo Schultz, sei disposto ad accettare la contessina Lucia Altieri come tua legittima sposa, secondo il rito di Santa Romana Chiesa? Sì. E tu, Lucia Altieri, sei disposta ad accettare Leopoldo Schultz come tuo sposo? No! 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 Un dottore, chiamate un dottore. Per carità, ascoltatemi. Sarebbe un'infamia, un sacrilegio, tutto. Non è possibile. È uno scandalo. Flavio, aiutami. Io devo impedirlo. Io sola. Ma chi è stato a ferirlo? Era in salotto con l'intendente. Simone. Sì, è lui che ha sparato. Assassino! Cosa le hai fatto, assassino? No, assassino, no. Ah, ladro! Anche ladro! Quelli sono affari miei. In galera ti mando, in galera! Vabbè, una volta più, una volta meno, andrò in galera. Perdonatemi, ho sofferto tanto. Non dovevo farvi del male. Voi non avete colpa. Lui, solo lui doveva pagare. Credevo che fosse giusto. La mia povera mamma. Ma forse lei lo ha perdonato. Lucia, Fernando ti ama.
Devi essere tanto felice. Anche per me. Dio mio, le fiamme. Sempre le fiamme. No, no. Oh, che terribile, ho paura. Le vedrò sempre. Sempre. Non temere. Non c'è che pace lassù. Tanta pace per tutti.